oggi quando si parla di attese degli specialisti si parla di qualcosa che spesso è sovrastimato, no? Ma in realtà al di là di questo è un qualcosa che è estremamente esistente e vero. Io partirei velocemente Scusate, si possono chiudere le porte così riusciamo a sentire anche qui? io credo sia sicuramente vero che di intelligenza artificiale oggi si fa un gran parlare, ma abbiamo sentito che non è proprio tutto oro, no? E tutto quando è cominciato? È cominciato nel 36 più o meno, perché certo già nell'antica Grecia i robot esistevano, però effettivamente, e qua ci sono i nostri ragazzi del liceo Majorana Corner, che è un liceo scientifico con potenziamento in medicina, questo è il primo anno, ci sono anche altri che fanno, che sicuramente devono conoscere la storia per capire dove andiamo. E Alan Turing nel 1936 ha teorizzato una macchina che rispondeva, dopo aver avuto dei dati, a sì o no. Questo forse ci ha fatto vincere la seconda guerra mondiale, ma lo stesso Alan Turing effettivamente viveva in un momento abbastanza difficile, no? In un momento in cui il contatto con la facoltà razionale veniva meno, pensiamo al nazismo, tanto per capirci, e c'era una diffusa forma di ignoranza. E di fatto, io vi invito a vedere questo film, ragazzi, e anche agli altri invito, diceva che una volta che queste macchine, prima della seconda guerra mondiale, quando queste macchine diventeranno intelligenti, ci soppianteranno. Lui aveva questa previsione in testa, no? E difatti abbiamo sentito il professore che diceva che a un certo punto hanno chiuso la macchina quando diceva che noi siamo inferiori, no? E forse ha ragione la macchina. Noi radiologi siamo molto legati a Isaac Asimov, qui siamo qualche anno dopo, 1950, a questo romanzo e a questi film, perché ne ha fatti più di uno. E anche le leggi della robotica sono tutte leggi che proteggono l'uomo alla fine, garantiscono la nostra incolumità rispetto alle macchine. E forse Asimov aveva visto cosa diceva Turing prima di scrivere il suo romanzo. Poi abbiamo questo che è un po' il padre italiano dell'intelligenza artificiale, che ci ha lasciato nel 2002 e che ci dice più esattamente di cosa stiamo parlando, no? Cioè, a un operatore che non è proprio un tecnico può sembrare che queste macchine siano intelligenti e simili all'uomo. Non sta dicendo che sono intelligenti, dice che hardware e software capaci di fornire a un osservatore comune sembrano essere di pertinenza esclusiva dell'intelligenza umana. In realtà forse non è così. Quello che è sicuro è che, e parliamo di radiologia adesso, che nei prossimi 3-4 anni la nostra attività professionale cambierà. Io dico ulteriormente perché è già cambiata molto. E noi abbiamo due possibilità. O restiamo nella comfort zone, e non è una buona idea, oppure accettiamo la sfida. Perché? Perché l'IA, abbiamo visto che ha tante applicazioni, la radiologia è fra queste, e fra le applicazioni maggiormente utilizzate noi siamo al secondo posto. Queste sono molto legate al mercato comunque, come ci hanno ben spiegato prima, no? Ma la radiologia in particolare, nata dalla tecnica, sicuramente ha questa interfaccia, no? Con le macchine, molto interessante, devo dire. E naturalmente siamo connessi all'uso, perché non potevamo che essere investiti nella nostra complessità dall'intelligenza artificiale, perché dal 1895 ne è passato di acqua sotto i ponti e la radiologia stessa, l'area radiologica, si è suddivisa in tantissime ulteriori rivoli che nel tempo anche poi ritornano assieme. La medicina nucleare sta per essere reinglobata in radiologia. Insomma, è molto affascinante questo. Ma di fondo cosa cambia? Noi abbiamo avuto delle prime immagini di tipo analogico, delle fotografie. Dopodiché è arrivato il signor Fourier con la sua trasformata e l'informatica ha permeato profondamente la radiologia, modificando e digitalizzando realmente tutto quello che sono i nostri processi. È stata una cosa epocale. Ecografi, risonanze, TAC, immagini, telemedicina, oggi sono realtà. Da qualche anno sono realtà. Adesso cosa sta cambiando? Che l'IA, o AI, come dicono gli americani, sono nuove applicazioni che ambiscono a sostituire la nostra intelligenza. Questo è quello che la gente ha paura. L'incognito che fa le 3 leggi di Asimov. La cosa nuova che ci spaventa. E quindi perché dobbiamo domandarci è successo questo? È successo perché
Abbiamo avuto un superamento dell'informazione basata su logica e matematica e ripetibilità del processo. Il processo informatico interagisce con altri processi informatici, oltre che con l'uomo, e soprattutto accumula esperienza e sviluppa in modo automatizzato le capacità. Ma la macchina garantisce di capire l'incognito, l'incertezza? Noi questo qua lo dobbiamo mettere in conto in medicina se vogliamo che le cose vadano in un certo verso, perché tutti i pazienti sembrano uguali, come i fiocchi di neve, ma se tu guardi un fiocco di neve è molto diverso dall'altro. E non è così semplice la cosa. L'incognito e l'incertezza fanno parte effettivamente della nostra vita e anche della vita del medico e del radiologo. Tutti questi robot ci dicono che i campi di applicazione dell'intelligenza artificiale sono astrattamente indeterminabili, sono campi che possono evolvere in base anche al pensiero che noi uomini facciamo e forse anche le macchine forse fanno, che ne so. Ma io vi rimetto la diapositiva di prima, oggi non è che è cambiato molto nella nostra realtà. E quindi noi radiologi, siccome abbiamo pagato molte volte le cose, adesso noi facciamo 3 volte più gli esami che facevamo una volta, siamo tanti, ma siamo nettamente insufficienti e per noi e le nostre famiglie questo è un grosso problema. Abbiamo paura effettivamente che questa ubriacatura da intelligenza artificiale ci colpisca come ci ha colpito l'ubriacatura dell'aziendalizzazione, in cui qualcuno si è pensato di dire che applichiamo come fanno le scarpe, facciamo anche le risonanze, non capendo esattamente l'errore enorme che faceva, ma tutti quanti gli sono andati dietro e adesso si capisce che costa di più, ci sono i buchi, non funziona, bisogna un po' pensare prima di fare qualcosa. E allora abbiamo fatto un documento che è in rete facilmente reperibile nel 2020, un documento che effettivamente noi abbiamo provato a mettere giù, aiutati anche da giuristi, mica noi soli, che ha già 3-4 anni, comincia ad essere già vecchiotto secondo me, ma noi siamo abili anche a rifare i documenti. E le attuali applicazioni sono moltissime, già oggi è presente normalmente in quasi tutte le apparecchiature radiologiche l'intelligenza artificiale. Certamente, giustamente, come diceva il nostro redattore di prima, non è che noi andiamo, io lavoro nel pubblico, non è che lo sbandieriamo tanto, perché fa parte del nostro lavoro, fa parte come avere la risonanza di cui io mi fido, che quando fa una T2 mi fa vedere la T2, so che quello è il cervello, e vedo se è fatta bene, se è fatta male, l'IA lo stesso. Però l'IA è un po' diversa nel momento in cui la macchina decide lei cosa fare, e questo è un problema. Le aspettative quindi nostre sono abbastanza presenti, adesso le cominciamo a dire, perché noi già adesso la utilizziamo per controllare patologie croniche, sclerosi multipla, noduli polmonari, ci aiuta. Abbiamo sentito prima, già l'US2 di Treviso sta cominciando a lavorare con un modello di screening e addirittura si pensa di sostituire il secondo lettore dello screening, no? Quando c'è lo screening mammografico abbiamo 2 radiologi che leggono per ridurre l'errore, perché questo è il problema. Potrebbe essere una buona idea. Ci fa fare questo l'IA, ci aiuta. Ci aiuta nelle patologie tempo-dipendenti come l'ictus, dove sul telefonino mandiamo in velocità al lab quello che sta succedendo per trasferire il paziente e risparmiare tempo e quindi neuroni e quindi salute e quindi invalidità e quindi peso per la società, perché costano i pazienti invalidi. Poi qua addirittura andiamo nella telegestione, tutto quello che è tele che noi facciamo sempre di più, e qua ci può aiutare l'IA, ci aspettiamo e già ci aiuta. E abbiamo visto prima, non ve lo ripeto, non sarei in grado di fare bene come il mio redattore precedente, ma la gran verità è che siamo in un mondo globalizzato. Non possiamo più pensare che siamo in Italia, in Europa, perché ad esempio in India molti dei nostri referti sono fatti in India. Parlo dell'Europa e anche dell'Italia sta cominciando. Perché? Perché mancano i radiologi. Noi radiologi eravamo fra i primi nella lista 10 anni fa che sarebbero spariti nell'IA. Quando arriva l'IA adesso non ci siamo più nella lista addirittura e abbiamo delle voragini di personale che va a fare altre cose in altre parti. E poi devo dire, noi ci aspettiamo che l'IA ci aiuti nel migliorare l'appropriatezza. Io non sto parlando di inappropriatezza e invito chiunque a non parlare mai più di inappropriatezza, perché quando una cosa è inappropriata è al di fuori della medicina, quindi non va fatta, punto. Non c'è discussione su questo. Non è un atto medico adeguato. Dobbiamo aumentare l'appropriatezza
che è una cosa in parte anche amministrativa, dove l'IA ci può aiutare. Io vi invito, quali odontoiatri sono Giovanni Nicolin, insomma, sono presenti, loro, secondo me, dopo 35 anni di radiologia, posso dire che sono molto appropriati. Io è difficile che trovi una richiesta da un odontoiatra che non sia appropriata. Dovremmo noi medici imparare qualcosa da loro. Poi, chiaramente, effettivamente, l'IA comincia a leggere le lastre, lo sappiamo, non è una novità. Ma questo cosa determinerà? Un aumento del business? Un calo dei costi? Aumenterà qualcosa di quantitativo? Facciamo tante più immagini, sappiamo che tantissimi esami radiologici oggi sono perfettamente inutili se non dannosi. Ne facciamo ancora di più? No. Noi ci aspettiamo come radiologi, le aspettative nostre sono che aumenti la qualità degli esami, ma non solo la qualità dal punto di vista che vediamo meglio le patologie, ma la qualità nel percorso clinico, che l'esame veramente serva, faccia girare la diagnosi, la prognosi e la terapia del paziente. Questo ci serve come medici, non farne di più. Non si possono poi, e questo per me l'IA ci può aiutare molto, zippare i tempi dei medici. Non possiamo fare le visite velocissime, è presa in giro del paziente. L'IA ci può aiutare perché certi processi ridondanti, ma necessari, li può gestire lei e aiutarci a aumentare il nostro tempo di cura dei pazienti. E poi ci aspettiamo che chi gestisce l'IA, perché dobbiamo sapere che non è che il robot che si arrangia e fa tutto, c'è qualcuno che commissiona, studia, costruisce, non arrivi in ambito radiologico, ma in medico in generale, a banalizzare un qualcosa di molto complesso che è il nostro lavoro. Perché gli algoritmi risolvono il problema se è calcolabile e risolvibile. Ma qui parliamo di scienze cognitive se cominciamo a parlare che una macchina intelligente elabora i dati e li fa suoi e li sviluppa ulteriormente. Effettivamente però per noi il problema è presente da sempre questo, no? Cioè non è che noi siamo degli investigatori quando siamo in reparto, no? Effettivamente c'è chi studia molto più bravo di me e vede che il nostro modo di ragionare ha delle logiche che fra loro, matematiche parlo, che fra loro si intersecano e danno un qualcosa di molto complesso che forse la macchina ancora non penso sia arrivata. Ma dobbiamo essere consci del nostro lavoro, del valore del nostro lavoro, delle nostre capacità e affinarle con la formazione. Noi ci aspettiamo che l'IA in parte ci aiuti in questo, nel senso che ci toglie via, ripeto di nuovo, delle cose da fare, ce ne fa fare altre, in modo che facciamo veramente un lavoro intellettuale che è il lavoro del medico. Poi c'è il problema che l'apparecchiatura diventa simile all'uomo, cioè sei intelligente, fa le cose, ma questa apparecchiatura, se è simile all'uomo, sbaglia. Quindi chi ha l'idea, l'avevamo ben sentito anche prima, che questo sia infallibile, penso che avrà un'amara sorpresa. E poi arriviamo all'altro punto che a noi radiologi preoccupa molto, il fatto della responsabilità, perché io uso le macchine, io autorizzo le macchine a funzionare, se io dico di no la macchina non parte, perché io ho la responsabilità che la macchina crei qualcosa di buono per il paziente. E quindi possiamo dire che un'apparecchiatura che è basata sulla capacità di apprendere, se apprende male, abbiamo sentito prima come può farlo e anche in ambito medico questo può esistere, è compromessa e quindi io posso utilizzare questa apparecchiatura se è compromessa. Oppure se io non sono in grado di insegnare all'apparecchiatura qualcosa a patto che io possa farlo, perché probabilmente lei impara in modo neutro da quello che io faccio. Mi spiego, quando io faccio un attack, di solito metto, guarda, il cubo di dati è nel cranio. Adesso, dopo 10 volte che lo faccio, la macchina, ne ho comprate 2 TAC, adesso nuove, col PNRR, la macchina, dopo 10 TAC, mi mette esattamente il punto giusto perché capisce dove deve essere messo. E mi fa risparmiare tempo. Questa è una banale possibilità presente in tutte le TAC nuove. Ma questa informazione deve essere giusta. Se io metto nella colonna cervicale il cubo, la macchina non capisce che voglio fare un encefalo e ho sbagliato. Gli insegno male. E questo è molto importante perché programmatori, produttori, distributori, e dopo veniamo noi. E la responsabilità dov'è, cari medici legali?
se qualcosa ci va storto. Abbiamo sentito ben prima gli articoli, io riporto solo il 40, l'avete già visto prima. Se la macchina fa una cosa autonomamente, al di là che io sono direttore autorizzata e avrò i miei problemi, ma è colpa mia se succede questo e la macchina pensa di alzata di ingegno sua di fare una cosa? Oppure, se io so che la macchina può fare questo, io ho obbligo giuridico di impedirlo se è dannoso per il paziente, altro che affidarmi alla IA. O no? Articolo 40, 41, 1223, leggeteveli perché sono utili non solo per i radiologi. E quindi l'imputazione causale, questa è la cosa importante che dobbiamo fare. Ok, e quindi noi dobbiamo essere concretamente in grado di governare queste cose. Non è facile, perché alcuni hanno i loro problemi perché fanno i Doppler, no? Noi facciamo tutto, siamo sempre meno e il problema non è da poco e abbiamo l'industria che ci viene a trovare ogni giorno per proporci innovazioni. Perché oggi noi come agiamo in radiologia, ma in medicina in genere, in un intreccio cooperativo, soggettivo e oggettivo fra operatori, perché noi dobbiamo garantire la protezione. Il rischio, c'è un comune coinvolgimento del rischio. Ogni cooperante tiene d'occhio gli altri, lavoriamo in equipe, c'è un dubbio, ci confrontiamo, faccio o non faccio questo esame richiesto, è inutile, è dannoso, non lo faccio, ci vuole il coraggio di dir no. E questo negli ospedali succede. Succede meno a quei radiologi che attualmente vivono, magari anche a casa loro, e refertano le immagini dietro un monitor e fanno solo una parte del lavoro da radiologo. Non fanno i radiologi, fanno parte del lavoro, che è la refertazione. Perché noi siamo autonomi nelle decisioni, non sono richieste alle volte, sono proposte d'esame. Discrezionalità sulla prestazione da eseguire, sugli strumenti da utilizzare, io decido cosa si fa, perché decido il meglio per il paziente e me ne prendo la responsabilità, perché la responsabilità è col mio nome scritto sotto, e io ho il secondo in cui accetto l'esame, il secondo in cui faccio l'esame, il secondo in cui io l'ho finito, tutto tracciato, il secondo in cui l'ho referto e il secondo in cui cambio il referto. Tracciabilissimo, altro che causalità. Se noi veniamo ad avere però una macchina che fa le cose per conto suo, tutto questo è stravolto, signori, è stravolto. E quindi possiamo definire la responsabilità degli operatori e la responsabilità delle cose artificiali. Questo non è oggi, è domani che le cose saranno molto più ampie di oggi probabilmente. Noi dobbiamo sapere ex ante, noi ci aspettiamo di poter sapere prima quello che la macchina può fare o che farà, anche in base di una loro parziale autonomia. Perché io devo scongiurare un evento lesivo. E quindi le nostre aspettative sono queste, non ve le vado a leggere se no finiamo molto, però noi siamo responsabili di questi processi, anche i dati, sono io responsabile per lo squadro dei dati della radiologia. Io autorizzo le persone a entrare e non entrare nei dati, come radiologo, chiaramente. E quindi dobbiamo avere veramente aspettative che alla fine sicuramente devono essere realizzate, anche perché tutti questi dati hanno problemi di etica e di sicurezza. E difatti parliamo di Europa, parliamo del Parlamento europeo, una risoluzione del 17 in cui ci vengono dette delle cose molto interessanti. Ad esempio dicono che l'autonomia di un robot può essere definita come la capacità di prendere decisioni e metterle in atto nel mondo esterno, indipendentemente da un controllo, un'influenza esterna, che tale autonomia è di natura prevalente tecnologica e il suo livello dipende dal grado di complessità con cui è stata progettata l'interazione con un robot. Questa autonomia ci allontana sempre di più dalla nostra influenza il robot, perché è autonomo. Quindi la normativa futura, abbiamo visto che la normativa è una cosa importante, ma molte volte vale qui, non vale in un'altra parte, molte volte è arretrata rispetto alla realtà che è molto veloce, ma noi ci aspettiamo che la futura normativa delinei i contorni della responsabilità del professionista rispetto alla prestazione eseguita. E se l'affidamento della macchina non fosse completo, cioè io non è che posso indagare se una T1 fatta in risonanza magnetica all'algoritmo o il K-spazio adeguato, non sono un ingegnere, non sono in grado, certo posso dire se è fatta bene o male,
Posso dire questa è diagnostica, questa è una ciofeca, non è diagnostica, chiamo la ditta e gli dico o me la sistemi o io non lavoro più con questa macchina. Questo noi facciamo, è il nostro lavoro. Il nostro lavoro numero uno è capire se una cosa è una malattia o un artefatto sulle immagini, tanto per capirci. Quindi se l'affidamento a questa parte non fosse completo, si riconoscerebbe la capacità del professionista di influire, influenzare e dunque correggere il robot, limitando così quella sfera di autonomia decisionale che l'evoluzione tecnologica e l'industria vuole riconoscere. Ma se la responsabilità resta mia, signori, non ho tante alternative. Quindi la macchina intelligente può avere uno stato giuridico? Questo è il problema. Può essere una personalità elettronica? Questo è il romanzo di Asimov, signori. Questa è l'Unione Europea, però. Oppure chi realizza le macchine ha la responsabilità. Certo che c'è la responsabilità, e come che ce l'ha, ma qui parliamo di cose di autonomo però, che evolve, che non rimane la macchina che fa i 100 all'ora. Questa qua pensa, dica, ma da oggi faccio i 120. Questo può succedere? Certo che può succedere, è un problema, certo che è un problema. E dove si inserisce questo? Si inserisce nelle leggi, perché noi siamo radiologi per delle leggi, siamo medici per delle leggi, regolamenti, decisioni, quello che volete voi, e in ogni caso dobbiamo essere assoggettati a queste leggi che intervengono a dirci che l'algoritmo è una regola amministrativa generale, non è una persona elettronica. Addirittura c'è giurisprudenza su questo in cui dicono che è come fosse un animale, no? Tu c'hai il cavallo dà un calcio a uno, è colpa tua perché il cavallo è tuo. Già dire però che è simile a un animale è un problema, perché stiamo dicendo che una macchina è un essere vivente. Parliamone. Perché noi, quando lavoriamo, siamo influenzati da norme di tutti i tipi e ci vogliono decenni per impararle. E quindi cosa ci aspettiamo noi radiologi? Che questa macchina, questa IA, riduca la possibilità di errore, perché l'errore c'è. Chi non fa errori è uno che è fuori dal mondo. L'errore c'è e ci sarà sempre. Dobbiamo ridurlo. Lei ci può aiutare a ridurlo. Ma perché deve ridurlo? Per guadagnare più soldi? No, lo deve ridurre per incrementare la qualità e la speranza di vita. Questo nel 2020 abbiamo scritto nel nostro documento. 2020. Perché queste immagini, questi segnali devono aiutarci a lavorare meglio. Questo deve succedere, né più né meno. E ci attendiamo, come diceva il dottor Giuliano Nicolin, che il radiologo, quello vero, non dica, beh, la macchina fa lei, io vado al bar. Non funziona. Non deve succedere, ci aspettiamo che non succeda. Perché se un prodotto non è sicuro, e quindi una cosa nuova può essere anche non sicura, non è sufficiente, cioè già questo per creare un problema, perché io non lo posso utilizzare, banalmente. E poi abbiamo il codice deontologico, non dobbiamo dimenticarlo, perché l'articolo 3 del 2014, questo, le ultime due righe, la diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi, non solo radiologi quindi, è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità. Posso delegare una macchina? No, ve lo domando, così diciamo il presidente nazionale qua. E poi la Fronceo nel 2018, a ottobre, ci ha detto che cos'è un atto radiologico, non è solo refertare. E quindi noi ci aspettiamo che qualsiasi macchina si adegui a quelle cose che prima io vi ho fatto leggere e non salti a pie pari i passaggi. E ancora il codice deontologico, l'articolo 78, andatevelo a leggere, ci dice delle belle cose che riguardano i radiologi e gli altri medici. Dovete leggere, dovete sapere queste cose, non potete non saperlo. Il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale esiste. Il 9 dicembre 1993, dopo una maratona, l'hanno scritto, e qua concludo, costituisce la base per poter delineare una linea guida per la produzione e l'utilizzazione di apparecchiature dotate di intelligenza artificiale in area radiologica. Secondo questo regolamento, l'utilizzo delle tecnologie in questione non deve sminuire o ledere il rapporto medico-paziente, bensì fornire al medico un'assistenza nella diagnosi, ridurre l'errore, aumentare la qualità di vita. 23, non 20, noi 20 abbiamo scritto, l'hanno recepito in Europa. Le linee guida non dovranno riguardare cose strettamente etiche
oppure economiche, non ci interessano. Ci interessano ma non sono determinanti, abbiamo capito bene. Inoltre la responsabilità del robot non può ricadere sulla struttura sanitaria o sugli operatori, perché noi banalmente molte volte non saremo in grado di capire se questa è valida o non è valida. E la problematica non riguarda solo la qualità dell'apparecchiatura del suo algoritmo, ma anche di come il robot venga addestrato. Anche questa è una responsabilità che può essere io che lo addestro, dubito, ma può essere qualcuno di più bravo di me, di un'industria che lo addestra. È una responsabilità addestrarlo. Quindi la decisione di servizi di apparecchiature ce l'abbiamo noi, la responsabilità di vigilanza e verifica ce l'abbiamo noi, la possibilità di riconoscere e intervenire per correggere gli errori ce l'abbiamo noi ci aspettiamo di poter esercitare queste cose nel nostro lavoro e con questo vi ringrazio.